C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo a Centro Anch'io, vi conduciamo idealmente per mano in via Fratelli Bronzetti, una via del nostro centro storico. Inizia in via Martiri della Libertà e si conclude in via Fratelli Ugoni. Ma e i fratelli Bronzetti? Narciso e Pilade Bronzetti furono patrioti trentini morti combattendo per la libertà d'Italia. Narciso prese parte alla campagna del 1848, seguì il Manara a Roma, dove partecipò all'eroica difesa di Porta San Pancrazio. Caduta Roma si ritirò a Genova. Durante la campagna del 1859 combatté a Treponti il 15 giugno, dove rimase ferito in più parti del corpo. Condotto a Brescia, vi morì 2 giorni dopo in seguito alle ferite. Pilade, di 11 anni più giovane, partecipò alla guerra del 1859 in qualità di tenente dei cacciatori delle Alpi, combattendo a Varese, Lecco e giunto a Brescia poté abbracciare il fratello morente e ricomporne la salma. È vero o non è vero che le più fatica fare la guardia a fondo che un sac de pulsi? Lo chiediamo in un ambiente pieno di dolcezze, non distante dalla nostra città, pochi chilometri. Qui ragazzi è lo splendore del blu, mi verrebbe da dire, vero? Blu dipinto di blu. Il blu dipinto di blu, qui da Castelvedere a Castagnato incontriamo la signora Flavia. Flavia di ogni donna, rezzato. Ecco, cioè, insomma, abitualmente bellissima, elegantissima. A fare shopping, generalmente non mi vesto così per uscire a comprare i dolci, però Castelvedere è da sempre un nostro partner e veniamo qui per fare le foto di Natale. Ah, lei si occupa di abbigliamento. Di abbigliamento, assolutamente sì, di moda donna in tutte le taglie. E il dialetto come la mettiamo? Lo conosci? Ride. Ci provo, diciamo che ci provo, farò del mio meglio. Tu sei di Brescia, sei della zona? Io sono di Brescia, però ho mezzo sangue dal Tirolo, quindi ci proviamo, no? Bene, allora, le più fatica fa la guardia alla fonna, senza offesa, non si parla ovviamente di te, che ansad pulsi. Cioè, cara Flavia? Cioè, è più difficile seguire e fare la guardia a una donna che ha un sacco di pulcini? Ma non è così, vero? Oh, assolutamente no, poi naturalmente c'è donna, no, io sono così. Tu sei morigerata, sei a te. Anonima direi, assolutamente. Non dai nell'occhio? No, assolutamente possono essere. Va bene, però insomma mi sembra che vada bene come risposta, che dici? Sì, dai, no, non va bene, va bene. Senti Martina, allora le più fatica a fare la guardia a una fonna, insomma con quello che hai detto è anche quasi naturale, che ansad pulsi, hai capito qualcosa? Sì, anche se sono di origine siciliana. Sì, quella sei, da dove? Di Siracusa ma nata a Gavardo. Vabbè, allora dai, insomma, non hai alibi. Esatto, si fa meno fatica. No, si fa più fatica. Fatica a seguire una donna, a star dietro una donna che ha un sacco di pulcini. Ma tu sei una donna semplice, senza grilli per la testa e puoi smentire questo proverbio, vero? Sì, assolutamente. No. Che ne so. È difficile starmi dietro. Vabbè, allora ti stiamo davanti, ti guardiamo in tutto il tuo splendore, voi invece guardate la nostra prossima puntata, intanto vi spieghiamo questo, insomma è proprio vero, è simpatico, donna all'ascolto non ce ne vogliate, è una cosa bonaria, è più difficoltoso seguire una donna nei suoi vezzi, nei suoi capricci, nei suoi interessi, ma non è così che seguire un sacco di pulcini che vanno dappertutto. Vabbè, prendetela simpaticamente e vi diamo appuntamento alla prossima. Da Castelvedere è tutto, ciao!